L'edizione 2024 del Sumarrulleri si prepara ad essere una edizione straordinaria. Straordinaria in quanto è stato straordinario il riconoscimento e il contributo di quest'anno della Regione Autonoma della Sardegna, un importantissimo contributo, oltre 80.000 euro, che consentiranno alla sfilata di avere quel salto di qualità che merita, poiché ormai è riduttivo parlare di una sfilata interprovinciale o di una manifestazione interprovinciale, ma è a tutti gli effetti una sfilata regionale, la sfilata che domenica 18 vuole chiudere i carnevali sardi. Sono oltre 20 tra carri e gruppi allegorici a piedi che aspettiamo, provenienti da tutta l'isola, e questo impone una importante macchina organizzativa funzionale anche alla promozione dell'evento, che vuole essere anche promozione del territorio che ospita questa bellissima manifestazione. Come avete avuto modo di vedere nella pubblicità che in questi giorni è copiosa, sono 3 le date. È prevista una sfilata dei bambini e siamo felicissimi che per il primo anno abbiamo un'adesione anche dell'Istituto Comprensivo di Marrubbio la mattina, che sfilerà per le vie del paese questo lotto con la tradizionale anche zippolata dedicata ai bambini da parte della Prolocco. Abbiamo l'appuntamento, la sfilata locale del Sumarrulleri l'11 e infine il gran finale il 18. Il Sumarrulleri è una manifestazione organizzata dal Comune di Marrubbio in collaborazione con l'Associazione dei Sumarrulleri, con la Prolocco, col patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, che ha beneficiato di questo, che ha voluto beneficiare l'ente di questo importantissimo contributo. Voglio ricordare anche che gode del patrocinio del Parco del Monte Arci e dell'Unione dei Comuni del Terralbese. Tutti questi enti insieme hanno unito le forze per regalare a tutti coloro che vorranno recarsi il 18 a Marrubbio una manifestazione fantastica, una manifestazione all'insegna della tradizione, perché riprendiamo a quelli che erano i cardini della sfilata tradizionale, quindi l'apertura con i tamburini e trombettieri della Sartiglia, la maschera dei Sumarrulleri, la maschera che vedete qua a fianco a me, una maschera in legna realizzata dal Subirata, da Gianfranco Spiga, a cui vogliamo fare un forte omaggio, perché Gianfranco è venuto a mancare l'anno scorso ed era l'ideatore di quello che è il simbolo, il logo dei Sumarrulleri, oltre che l'artigiano, il creatore di fantastici carri allegorici e dell'allegoria dei Sumarrulleri. Sumarrulleri vuole essere il marrubiese felice, e questa felicità vuole essere contagiosa in questi giorni e nel gran finale del 18. Tradizione nel senso della zippolata tradizionale che verrà organizzata il 18, tradizione anche perché si vuole riscoprire appunto quel ritmo con davanti alla giuria, con la premiazione finale, e innovazione. L'innovazione è data da un gran finale, da un grande spettacolo finale che abbiamo voluto regalare a tutti coloro che verranno a trovarci. Sono oltre 20, tra carri e gruppi di partecipanti iscritti, con spettacolo finale che si terrà nella piazza Ansicora con il DJ Giorgio Prezioso, e questo vuole in qualche modo richiamare la gloria degli anni 90 e di quel bellissimo carnevale che è rimasto nella memoria di tanti marrubiesi e di tanti che da tutta l'isola sono venuti a vedere quel carnevale, e ci auguriamo possano ritrovare il Marrubbio è pronta ad accogliere migliaia di visitatori e a far rivivere tutti lo spirito e l'allegria del carnevale.